Come avete pensato il presepe di quest'anno? Cercando di riprodurre il più possibile i passi del Vangelo di Luca, facendo appunto l'ingresso con l'albergo qui di dietro, come dice il Vangelo. L'albergo logicamente è occupato perché per loro non c'era posto nell'albergo, dove poi si sono spostati nella grotta con gli animali per la natività. La vostra particolarità è quello di mettere in scena animali vivi e questo attira molto i bambini, piace. Moltissimo, moltissimo. Tutti gli anni abbiamo le visite delle scuole limitrofe, di vari istituti, eccetera. I bambini sono estasiati da questi animali, anche perché in giro purtroppo non se ne vedono più tanti, sono magari l'animale più da casa, cioè il coniglio, la gallina. Però abbiamo anche altri animali, diciamo. Che animali avete qui? Allora abbiamo una mucca, abbiamo un asinello, abbiamo 2 pecore, l'agnello, abbiamo delle galline, i porcellini d'India. Gli animali insieme al presepe rimarranno qui fino a quando? Rimarranno qui fino al 6 di gennaio. Il presepe è aperto tutti i giorni, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 2 alle 6 e mezza di sera circa. Si rinnova quest'anno l'appuntamento con la messa di Natale qui e quindi anche con la possibilità di visitarlo? Assolutamente sì, come tutti gli anni, la sera del 24 dicembre avremo la messa di Natale dentro qui ai nostri locali alle ore 21 con la possibilità appunto poi di visitare il presepe. E per voi militi che impegno è quello di allestire questo presepe e di fare anche la visita guidata? Può essere faticoso, è tutto a livello della gestione, di tutto, però lo facciamo volentieri perché vediamo sempre che la popolazione, i vari visitatori sono molto felici di questo.